lavora a pieno ritmo per l'allestimento dei seggi per i referendum sulla riforma della giustizia. Sono oltre 676.000 i trevigiani chiamati alle urne per esprimersi sulla legge che modifica 7 articoli della Costituzione. Si vota domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Trattandosi di un referendum confermativo, non serve raggiungere il quorum. Il risultato della consultazione è valido a prescindere dall'affluenza. Per votare è necessario presentarsi al seggio muniti di un documento valido di identità e di tessera elettorale. Seggi allestiti nelle scuole ma anche nelle palestre. È il caso di Casier, che per la prima volta ha deciso di allestire i seggi elettorali nelle 2 palestre comunali. Lo scopo, già sperimentato da altri comuni della provincia come ad esempio Zero Branco, è quello di consentire il regolare svolgimento delle elezioni degli studenti. Era da tempo che si andava a cercare di riorganizzarci per non avere i plessi scolastici che per 3 giorni ogni votazione si andava a chiuderli e dunque mettere a disagio 400 famiglie tra Dosson e Casier. Pertanto abbiamo allestito in palazzetto qui a Dosson i 7 seggi e nel palazzetto a Casier i 4 seggi. Novità accolta favorevolmente anche dagli addetti alle operazioni di voto. Per una novità, anche dal confronto con altri presidenti, abbiamo appreso positivamente questa cosa e ci auspichiamo che possa diventare anche, se definitiva, magari sarà un banco di prova abbastanza semplice trattandosi di un referendum, e in futuro cercheremo di migliorare. Forse anche un passaggio potrebbe essere anche quello del passaggio magari anche alle caserme, che magari forse in Italia anche ce ne sono anche di chiuse o di poco usate, potrebbe anche essere quella un'idea.